Grazie tante per essere intervenuto a questo programma di giovani che vuole lanciare proprio questi giovani nel regno della canzone napoletana, e non poteva esserci più degno rappresentante questa sera con noi. Grazie. Direi fantastico pubblico. Adesso con che cosa ci deliziamo? Adesso tu mi devi far conoscere quel coraggioso che ha avuto il coraggio di fare questa cosa e di aprire questa finestra. Il coraggioso è qui in sala. Dove sta? E lo chiamiamo subito, signore e signori, Martino il coraggioso! Martino, dove sei? Eccolo. Eccolo qui. Forza! Il famoso cantato di Martin, sai il suo manager come si chiamava? Martino. Pensa un po', perché la mamma ha visto i miei film e quando io gli dissi su occhi di lacrime napolitano, lei si mise a piangere, la mamma di Tim Martin, quel grande attore americano. Quindi, caro Martino, tu hai un bello coraggio, ma non ti preoccupare, il pubblico è con te. Io ti ho sentito una volta a Palermo, se non sbaglio. Io ti ho sentito una volta a Palermo. E dissi che bella voce. Che bella, come si chiama? Martino. Ma solo Martino si chiama. Stasera non si può battezzare, perché stasera c'è un battesimo. Sì, mio figlio sta a Maurizio Costanzo Show. Se ce la fate, alle 11, canta mio figlio. L'ha battezzata Maurizio Costanzo. Si chiama Francesco Merola. Se ce la fate per le 11, a casa, o fatela registrare, fatela telefonare. Quindi non si può battezzare a te, che so, Mario Martino. Sei d'accordo? Grazie. Un argomento. Vi ringrazio sicuramente, come posso restare vicino a te. Vi ringrazio anche a tutti voi di essere intervenuti stasera. Perché ha detto che con suo papà veniva a vedere le mie sceneggiate e si ricorda tutti. Ho detto, ma tu ti sembra una bella voce? Sì, mo canto poi canzone assieme a me. Siete d'accordo? Come no? Va bene? Un saluto. Ci vediamo dopo. Signori, Mario Merola e Mario